È evidente che il passetto, l'ascensore in particolare, ma la zona del passetto è un altro, come dire, dei luoghi dell'anima, oltre che del cuore della città di Ancona. Credo sia così per ognuno di noi. E quindi si riproduce nuovamente quell'effetto bellissimo che già abbiamo vissuto con l'apertura del Porto Antico e con Piazza Cavour, e cioè che la città riscopre la gioia di risentire sulla pelle un'identità forte e bella. Il posto è meraviglioso, l'ascensore in particolare fa un effetto altrettanto meraviglioso, passato e futuro si intrecciano in un modo molto bello. Credo che ci avremo altre belle giornate come queste, ma intanto ci godiamo questa. Voglio ricordare estate 2015 apertura del Porto Antico, estate 2016 Piazza Cavour, estate 2017 il passetto, estate 2018 sarà la riqualificazione degli archi, l'altra passeggiata storica della città, sulla quale come nota abbiamo già avuto il finanziamento nazionale di qualche milione di euro per il bando periferie. Stiamo affidando in questi giorni la gara per la progettazione e per l'estate prossima contiamo almeno una parte di quell'intervento che possa essere rigoduto dagli anconetani, e credo che anche in quel caso si riprodurrà lo stesso fenomeno, perché anche gli archi sono un pezzo dell'anima di questa città. Sì. E la stella più luminosa di Ancona si accende, il capoluogo regionale ritrova una sua straordinaria opera, Ancona ritrova il suo meraviglioso ascensore. Un applauso da parte di tutto il capoluogo regionale, perché dal mare fino in cima al monumento vedo tantissimi concittadini emozionati.